Cari telespettatori della Via dei Presepi, ben ritrovati, buone feste a tutti, buon Natale, il Natale è appena passato e noi continuiamo con la nostra rassegna di Presepi. A proposito di rassegna, siamo qui a San Cipriano di Roncade, con noi Paolo Giacometti che è il presidente del Proloco di Roncade, ma anche quello che rappresenta qui la Grotta della Cometa, una rassegna che è giunta alla 7ª edizione, vero? Sì, siamo alla 7ª edizione della Grotta della Cometa, questa mostra di presepi che è collocata in una chiesa antica del 1700, quindi anche una location un po' particolare che fa da contorno a 80 presepi. Quest'anno abbiamo 80 presepi, da grandi presepi come questo che abbiamo alle spalle, che abbiamo ricostruito noi soci della Proloco, a dei presepi magari più piccoli che provengono da varie parti del mondo e da varie situazioni e collocazioni. È una mostra che sta piano piano crescendo, come diceva l'autore siamo alla 7ª edizione ed è una 7ª edizione molto ricca, molto varia soprattutto anche negli stili dei presepi che presentiamo. Paolo, nel frattempo ci siamo spostati come location di presepi alle spalle, dicevamo tutto questo senza l'aiuto di tanti volontari. Allora, l'aiuto dei volontari si esplicita attraverso volontari che lavorano qui nel luogo e ci sono una decina di persone che si alternano in 2 mesi di lavoro circa, ma anche volontari che arrivano da lontano. Per esempio, questi fratti, queste statue che sono presenti in questo presepio sono state fatte dagli studenti del liceo artistico di Mazzara del Vallo, con cui noi siamo in contatto tramite una loro docente. E loro hanno creato una scena dei monaci che fanno il loro lavoro di assistenza, di cura, ma in questa cura c'è anche la nascita di un bambino di colore a simboleggiare l'accoglienza per tutte le generazioni. Paolo, Natale è appena passato, però la mostra continua, le festività continuano. Quali sono gli orari e soprattutto dove siamo, come raggiungerci? A te la parola per i telespettatori. Allora sì, in effetti anche se la location è un po' diversa, non abbiamo cambiato piazza, qui siamo in piazza Giovinazzo a dire il vero, però nella realtà l'hanno ricostruita dei presepisti di Giovinazzo e ci troviamo, come dicevamo prima, nella chiesa antica di San Cipriano di Roncade. Gli orari di apertura in questo periodo tra Natale e l'Epifania siamo aperti dalle 9 del mattino a mezzogiorno e poi nel pomeriggio dalle 2:30 fino alle 6:30 di sera. Certamente se ci sono gruppi accettiamo anche prenotazioni, subito dopo l'Epifania rimarremo aperti un'altra settimana, però lì è necessaria la prenotazione, cioè una telefonata al numero della Proloco che adesso vi dirò, lo devo leggere anch'io, è il 328 599 7702. Quindi vi aspettiamo a San Cipriano di Roncade per continuare a festeggiare il Natale, anche perché il Natale non finisce il 25, anzi comincia il 25 e deve durare per tutto un anno, l'augurio di pace e di serenità che tutti noi ci scambiamo.